430 esuberi, 150 filiali chiuse e ancora taglio di 150 auto blu, oltre alla rinegoziazione di tutte le sedi in affitto. Sono solo alcuni dei punti del piano industriale dei prossimi 5 anni per Veneto Banca. Un istituto di credito che fino allo scorso anno valeva 4 miliardi di euro, ora ne vale poco più di uno e che ora è anche alla ricerca di 1 miliardo per rimettere a posto i conti. Più di un'ora di monologo per l'amministratore delegato Cristiano Carrus nel suo primo giorno anche come membro del CDA al posto di Matteo Zoppas dimissionario. Sul piatto il passaggio da cooperativa a società per azioni, nonostante la battaglia intrapresa da una parte degli azionisti. 5 dicembre, già fissata l'assemblea dei soci per la trasformazione, per poi a fine gennaio lo sbarco in borsa. Infine ad aprile, a quotazioni avvenute, anche l'aumento di capitale per ridare solidità al gruppo. In mezzo tutta una serie di dismissioni all'estero, mentre non verrà toccata Banca Apulia, che con raccolta e struttura è uno dei punti forza del rilancio di Veneto Banca, che al momento scarta ogni ipotesi di fusione con chiunque, troppo debole per trattare, meno che mai con Popolare di Vicenza, più o meno nelle stesse condizioni. Un vero terremoto per questa realtà che conta 6.000 dipendenti, un paese più o meno come Crocetta del Montello, ma soprattutto tanti piccoli e piccolissimi soci che hanno investito una vita di risparmi in azioni, che dall'ultima assemblea sono calate a poco più di 30 euro, con la tragica prospettiva che la borsa non le valiti più di 8 euro l'una.